Repressione incendi, prevenzione e attuazione delle squadre aggiuntive boschive dei Vigili del Fuoco, già richieste nel mese di maggio, sicuramente sono la dimostrazione che è necessario investire sul soccorso tecnico urgente. Oggi in Sicilia e a Catania soprattutto è successo quello che era prevedibile. Un'ondata di calore, 45 gradi, il forte vento hanno incentivato gli incendi e solo il caso ha scongiurato la tragedia. Noi come organizzazione sindacale USB Vigili del Fuoco Sicilia da anni denunciamo la forte carenza di organico che soffre il Corpo Nazionale. Sono arrivate squadre da fuori, è stato richiamato personale straordinario, il personale in servizio è veramente esausto, non è riuscito a sopperire a tutte le richieste di intervento richieste dalla popolazione. Ovviamente si rischia tantissimo, rischiano i vigili del fuoco, rischia la popolazione, perché gli incendi con il forte vento e con il forte caldo, con le faville incandescenti si possono spostare con un'immediatezza non immaginabile. Lo si è dimostrato alla Playa oggi, nella zona cimitero, a San Giorgio, in via Palermo, a Paternò, a Mascalucia e ancora in serata ci sono oltre 120 interventi in coda e tantissimi incendi abitazioni causati dal forte vento e dalle faville incandescenti che ovviamente innescano gli incendi. Noi non ci fermeremo, continueremo a protestare finché la Sicilia non viene rispettata per quello che merita, finché nella Sicilia non arrivano quelle 300 unità mancanti, finché non si attuano le sezioni operative per tutte le province della Sicilia con mezzi autonomi che possono intervenire con una tempestività che ad oggi purtroppo non può avvenire perché la carenza è veramente abnorme.